soltanto in questo ultimo periodo perché è un progetto che è in fase di valutazione di impatto ambientale. Il progetto di cui proponente è la Saras, e questa prima slide è dedicata a queste due bambine, che sono due bambine che abitano a 400 metri dal sito che la Saras ha scelto per perforare. Ho voluto inserire la foto di queste bambine perché in quest'ultimo periodo chi si dice a favore di questo progetto e che non ha letto nel dettaglio né lo studio di impatto ambientale né il progetto definitivo, che ricordo sono pubblici e si possono trovare sul sito sardegnaambiente.it, scorda che è un progetto che inciderà principalmente sulla salute pubblica delle persone che abitano vicino alla zona prescelta per la perforazione, ma soprattutto è un progetto che impatterà sulla salute dei bambini, che come sapete sono degli organismi che hanno metabolismi diversi da quelli degli adulti, sono organismi particolarmente delicati. Voglio dirlo perché qualcuno sui giornali è uscito dicendosi quasi scandalizzato dal fatto che nel corso dell'assemblea pubblica in cui la Saras il 30 maggio ha presentato il progetto dell'Arborea si è detto scandalizzato perché molti bambini hanno partecipato a questa assemblea, moltissime mamme, moltissimi genitori sono andati alla Birbi, che è la sede in cui si è tenuta questa assemblea, insieme ai bambini, proprio perché questo progetto impatterà sui bambini. Quindi non dimentichiamoci che anche i bambini hanno il diritto di partecipare a queste assemblee e che spesso, per quanto riguarda la conoscenza di fonti energetiche di natura fossile, conoscono meglio delle persone che pubblicizzano questo progetto gli impatti sulla salute pubblica e sull'ambiente. I bambini sanno benissimo che il metano non è una fonte energetica rinnovabile, come purtroppo spesso si sente dire da chi pubblicizza questo progetto, e sanno benissimo che questa molecola per sua natura è di origine fossile e che ha un impatto ambientale ben noto. Questi sono i permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi che interessano la Sardegna attualmente. La professoressa Maria Rossogna è venuta qui per portare una testimonianza che non è relativa a quello che sta accadendo in Sardegna, ma che è relativa a quello che accade al di fuori della Sardegna. Vi parlerà di casi italiani, di casi che riguardano gli stati non italiani, europei e comunque extraeuropei. Il permesso IGIA, che è quello che vi riguarda più da vicino, è un permesso che scadrà il 18 dicembre 2015, un permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, che è stato rinnovato il 3 aprile del 2012 e che riguarda questi comuni: Assemini, Decimomanno, Decimopuzzu, Elmas, Monastir, Nuraminis, San Gavino Monreale, Samassi, San Sperati, San Luri, Serramanna, Serrenti, Sestu, Uta, Villa Ciro, Villa Sor e Villa Specioso. Quando è stato rinnovato è stato anche ampliato e ha un'estensione che vedete tocca anche Mogoro e altri comuni, ha un'estensione complessiva di 61.800 ettari. Non si sa in questo caso dove si vorrebbe perforare il primo pozzo per ricerca di gas naturale o comunque di idrocarburi liquidi, perché ancora non ha depositato, come è successo invece per il permesso di ricerca Eleonora, nessun progetto definitivo, quindi non ha ancora scelto il comune in cui si vorrebbe perforare. Però questo è un testo che riguarda un servizio che è stato realizzato il 31 agosto del 2012 sul TG3, mantenuto da questo servizio, dove si diceva che un pozzo dovrebbe essere realizzato nella zona tra Assemini e San Luri. Non abbiamo altre notizie. Velocemente il permesso di ricerca invece di Eleonora, quello che riguarda Arborea, quello che è attualmente sotto fase di valutazione di impatto ambientale, è nato con un'estensione, come vedete, di 22.500 ettari, è stato poi ampliato e ora ha un'estensione di 44.300 ettari, un po' più piccolo quindi rispetto a quello IGIA, è stato anch'esso rinnovato sino al 18 dicembre 2015 e ha permesso a delle società di realizzare delle indagini sismiche e geochimiche che hanno dato delle indicazioni di carattere indiretto alla Saras, che poi ha presentato nel 2011 il progetto di perforazione del primo pozzo all'Arborea. Il progetto che, come vi dicevo poco fa, adesso è sotto fase di valutazione di impatto, che ha riscontrato particolare contrarietà non solo nella popolazione ma anche nelle principali associazioni ambientaliste, l'IPU, WWF, Gruppo di Intervento Giuridico, Amici della Terra, Italia Nostra,
dalle cooperative locali, dalle attività produttive locali, ma anche da alcuni partiti politici, quindi vedrete poi a breve saranno pubblicate le osservazioni che sono state sottoposte entro il 13 giugno alla Regione Sardegna. Vi dicevo, siamo nella fase di valutazione di impatto, che è stata avviata il 15 di aprile e dovrebbe terminare nel giro di qualche mese, non si conosce la data in cui si chiuderà il procedimento. Questa era una foto che riguarda l'assemblea pubblica che si è tenuta il 30 maggio ad Alborea, quella in cui hanno partecipato tanti bambini, molti bambini, e molte mamme e molti genitori. Queste sono le delibere di contrarietà che sono arrivate da tutto il territorio. È un caso quasi eccezionale, ci dicevano altri comitati che abbiamo intervistato nel territorio nazionale, il fatto che tantissimi comuni, tantissimi ognoni dei comuni, la provincia abbiano voluto fare cerchio attorno a un territorio per proteggerlo. Vedete che comunque sono arrivate delle delibere di contrarietà anche da comuni che stanno fuori dal permesso di ricerca, come ad esempio Baulago, l'Unione dei Comuni della Pannaggia del Montiferru Occidentale e il Comune di Silanus. Ma anche le associazioni di categoria, Coldiretti e Confagricoltura, hanno mostrato contrarietà, hanno inviato le osservazioni contro il progetto entro il 13 giugno. La popolazione, come vi dicevo, è particolarmente contrariata, ha partecipato a delle riprese alla realizzazione di un video che è stato realizzato dal comitato. Ci troviamo qui quindi oggi principalmente per parlare di trivellazioni per ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. Vedete che oltre al permesso di ricerca Eleonora e il permesso di ricerca Rigia che riguarda questo territorio, è attivo un altro permesso che è questo indirizzo permesso della Poma Petrolio al largo delle coste del Sinis, mentre questi in giallo sono sempre i permessi di ricerca della SARS che si chiamano Eleonora Mare nel Golfo di Oristano e Nora Mare nel Golfo di Cagliari, che fortunatamente nel 2010 sono stati bocciati dal Ministero dell'Ambiente, che è in mare a competenza, mentre invece per quanto riguarda la competenza in terra, su terraferma, la competenza è della Regione Sardegna. Attualmente la strategia energetica nazionale mira a incrementare la ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, per cui potrebbero anche essere rispolverati. Questo è un permesso di ricerca che ha lo stesso nome di Eleonora e si trova in mare in Abruzzo. Vedete che come da un primo pozzo ne arrivano tanti altri, quindi si parte con un Eleonora 01 per poi arrivare addirittura a un 010. Mi diceva in questi giorni la professoressa Dorsogna che ci sono casi in cui ne sono stati perforati anche 37. Okay. E quindi quando si dice che un pozzo esplorativo non è niente di che, il pozzo esplorativo è semplicemente la porta d'ingresso per le trivellazioni su un territorio molto vasto. Il nostro comitato ha avuto che il merito di sensibilizzare la popolazione, che comunque si è mostrata particolarmente sensibile e spesso sono anche loro a sollecitare noi. Il punto in cui si vuole perforare, vi faccio vedere la cartina semplicemente per farvi capire quanto è delicato il punto che la SARS ha scelto per perforare. È a ridosso di uno stagno che si chiama stagno di Senarrubia. È uno stagno che ha tantissime tutele, ve ne cito solo alcune. È una zona di protezione speciale, un sito di interesse comunitario, un'importante arteria, un'ausi faunistica. È un sito Ramsar, tutelato dalla Commissione di Ramsar che tutela le zone umide. Vedete che ci sono qui delle aziende, in questo punto abitano quelle bambine di cui avete visto la foto, e ci sono tantissime aziende agricole, c'è un campeggio comunale vicino, c'è un centro vacanze che nel periodo estivo può ospitare addirittura oltre 1000 persone, 1500 nel 2000, c'è una spiaggia che è frequentata da tantissimi turisti d'estate. Il pozzo ha una profondità di 2850 metri, è un pozzo non lineare ma obliquo che avrà una lunghezza di 3000 metri. Ci sono state delle mozioni e delle interrogazioni, le vedete qui, c'è stata una proposta di legge per una moratoria regionale che vieti la prosecuzione della ricerca la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Questi sono i nostri contatti. Magari di questi argomenti potremo fare durante il dibattito, siamo un po' in ritardo. Grazie per l'attenzione e ricordiamoci che questi progetti devono stare lontani dalle case, dalle persone, soprattutto lontani dai bambini. Lo dico per tutte quelle persone che continuano a dirsi a favore di questo progetto Eleonora. Vi chiedo la cortesia di leggere il progetto, leggete il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale. Fatevi due domande e pensate se la realizzazione di questi progetti può interessare i bambini. Ok? Grazie.